vita praticamente. Grazie a tutta la sua famiglia, a tutta la famiglia di Walter, profondamente a tutta la mia famiglia, mia madre, mio padre, mia sorella, i miei zii, le mie amiche, tutti quanti profondamente, grazie mille di cuore. Procederei con la premiazione di tutti i ragazzi. Sono sempre l'Evelina. Vi presento Antonella, un applauso. Francesca, Antonella, mi dice Asia che hanno sbagliato a chiamarla, Roberta, Asia, la pazzerella della scuola di ballo, Laura, Elisabetta, Cristina, Angelica, Giulia, le fantastiche atlete della squadra Synchro Show Federica, Miriam Coviello, sorellina di quel ragazzo lì, Noemi, Sonia, un certo charme, Francesca, Belen, in arte Giorgia, Federica, loro non li conoscete, vero? Su nessun giornale, da nessuna parte. Francesco Pio e Anna Rita di Molfetta, Fernando e Martina. Fernando si fa questi capelli molto. Coppia di nuova formazione da Altamura, Canosa Gemellaggio, Roberto Santoro e Nunzia Di Biceglie. Allora li ho già premiati, però li premiamo di nuovo. Doppia premiazione quest'anno per Biagio Damiano e Anna Rita Grisorio. Un momento speciale. Un passo avanti. Vorrei rendere ufficiale una cosa. Quest'anno Antonio e Angela hanno affrontato il primo campionato della loro vita. Erano 90 coppie, sono arrivati 25esimi, ottenendo quindi un passaggio facoltativo di merito che oggi è obbligatorio, e sono benvenuti nella B3 Danze Latinoamericane. Quindi complimenti ad Antonio e Angela. Non piangere. Tra l'altro lei è stata la mia aiuto regia in tutto quello che abbiamo fatto in questo spettacolo. Proseguiamo con il mio principino Samuel, piccolissimo, e la sua multiballerina, danza classica, moderna, contemporanea, danze latinoamericane, multinazionale, Martina Balzano, lei è mia nipote. E il suo principe, fidanzato anche, Thomas Vulpio. E passiamo alle più piccole. Un attimino, Martina Mancuso. Non è così timida come vedete, ve lo posso garantire. Cioè, aiutami, ma. Poi Samantha Mancino, grazie, mi ha dato anche un regalo, ora lo apriamo tutti insieme. Giorgia, Aurora, Amalia. Poi vorrei chiedere un grandissimo applauso perché oggi è il compleanno di Jenny. E lei era felicissima che coincidesse il saggio con la data del suo compleanno. Quindi tanti auguri ancora a Jenny. E infine alla nostra serissima e silenziosissima Andrea. Ops. Grazie a tutti.
passo la parola alla mia fantastica presentatrice, a cui devo dare un pensierino, un attimino. No. Le mie veline, eccola. Grazie a Maria Di Noi per aver condotto questa serata. E un grazie di cuore a tutta la famiglia Filograsso, interamente per l'assistenza dietro le quinte, abiti, preparazione, tutto a 360 gradi. Passo la parola a te. E un grazie di cuore a Vanessa Caporale, che è riuscita a creare tutto questo. Se quello che si è fatto questa sera non è bastato, promettiamo di impegnarci di più per il prossimo anno. Ma se quello che si è fatto vi è piaciuto, un ultimo applauso e domani parlatene. Primero il Corazon, via Corsica 89, qui a Corato, è una grande professionista, Vanessa Caporale, vieni qua. L'applauso grande, grazie a tutti di cuore, grazie per averci creduto, a tutti da parte mia Maria Di Noi, arrivederci al prossimo anno, fate buone vacanze, riposatevi se vi riesce, a te non penso, quindi non te lo dico nemmeno, e quindi arrivederci alla prossima. Ciao a tutti! Ciao Canosa!